Come ogni anno, il report sulla distribuzione e presenza degli immigrati nella provincia di Treviso diventa motivo di riflessione sullo stato della società trevigiana, oltre ad aprire importanti questioni sull'importanza della popolazione immigrata, soprattutto in un contesto storico e sociale nel quale l'Italia si trova in questo momento. Una società che non basta più a se stessa, dice la segretaria della CISL, Teresa Merotto. Per le emergenze che stiamo vivendo, che appunto parliamo di emergenza demografica, di invecchiamento della popolazione, di carenza di manodopera, crediamo che queste emergenze vadano affrontate non più con un'altra emergenza che è quella appunto dei naufraghi, dei richiedenti asilo, eccetera, ma pensiamo che possa essere gestita in modo strutturale attraverso la politica dei flussi, ma non solo, anche incrociando la domanda dei lavoratori che vengono dai paesi stranieri rispetto all'offerta di lavoro che noi abbiamo. Una popolazione italiana sempre più anziana, con un saldo naturale negativo, mentre quella straniera continua mediamente ad essere più giovane di quella italiana, diventando quindi risorsa per il futuro. Dati alla mano, gli stranieri residenti in provincia di Treviso sono coloro che reggono gran parte dei comparti produttivi che trainano l'economia locale. Sul totale delle assunzioni per settore vediamo un 40% di stranieri nel settore dell'agricoltura, il 39% nel comparto delle costruzioni, circa il 30% nel metalmeccanico e in tutto il settore dei trasporti e della logistica. Dati che parlano e che richiedono al nuovo governo delle politiche strutturali che regolamentino i flussi migratori. Vedremo se ci sarà la capacità, e io lo spero, onestamente, se ci sarà la capacità di misurarsi con i dati di fatto. Riaprire in maniera seria e ragionata la possibilità di accesso per lavoro ridurrebbe senz'altro la quota di coloro che arrivano richiedendo asilo e protezione, e questo sarebbe già un modo intelligente per fare i conti con le emergenze. Sono 92.110 le persone straniere presenti nella Marca registrate inizio 2021, un più 2% rispetto al 2020. 1 su 5 è under 18, minori che rappresentano il 14% del totale degli stranieri in provincia. Presenze necessarie anche a scuola. Gli alunni stranieri, dicono i redattori del report, contribuiscono a tenere aperte le classi. Il paradosso più grande è il fatto che ben 17.335, cioè oltre il 70% di loro, è nato in Italia anche se ancora giuridicamente straniero. C'è stato anche un piccolo aumento delle acquisizioni di cittadinanza. Questo fa sì che il totale degli stranieri in provincia sia leggermente calato e che quindi anche Treviso sia scesa come provincia per totale di residenti in regione, al quarto posto, mentre prima era tra le principali. Questo apre una domanda che deve essere confermata o smentita nei prossimi anni, ossia capire se il territorio della provincia è diventato meno attrattivo.